Buonasera e benvenuti a Rugby House. Una cosa è certa, a Rovigo non ci si annoia, mai. Che sia campo, fuori campo, destra campo, sinistra campo, insomma capitano sempre un sacco di cose, ne parleremo oggi come ovviamente è giusto fare, ma il focus della nostra puntata sarà dedicato al big match di questa ottava giornata del top 12 massimo campionato di rugby domestico, ovvero Calvisano, FMCZ, Rugby Rovigo Delta. Ne parleremo anche valutando e andando un po' a analizzare quello che è stata la vittoria, il plebiscito contro il Valsugana con i nostri ospiti, con il centro storico, un emblema dei colori rosso-blu, Giovanni Nickel. Ciao, benvenuto. Buonasera, grazie. E poi con la presenza dei tifosi, il presidente delle Posse, Stefano Padovan. Buonasera a tutti. Allora, Gio, facciamo un passo indietro. Domenica scorsa Rovigo è ritornata alla vittoria contro il Valsugana. Sì, no, ovviamente dopo 2 settimane dove è andato abbastanza difficile, 2 sconfitte in fila, è andato a Padova a vincere una partita abbastanza particolare, ovviamente contro una squadra nuovo ormai in campionato. Giocato fisicamente abbastanza bene loro anche. Noi ovviamente portato a casa i punti, che è la cosa più importante. Ecco Stefano, Valsugana era un derby un po' anomalo, forse non consideriamo neanche derby. Non li avevamo mai visti ovviamente in un campionato così alto, li abbiamo visti al trofeo a Badia, il Pedrini, in cui molto probabilmente pensavamo che fosse una passeggiata, ma non è stata una passeggiata. E poi così fuori le righe diciamo sempre, chi gioca contro Rovigo si trasforma, diventa, diciamo, alza l'asticella al 110, quindi a noi fa piacere che sia combattuta, ci farebbe un po' più piacere essere un po' più lasciati correre, se vogliamo, in certe situazioni, ma non è così. Il rugby è giusto che chi ha da dare dia, insomma, ecco. È vero questa cosa, Gio, che chi gioca contro Rovigo dà sempre qualcosa in più? Sì, certo, è sempre così anche qui a casa, ma ovviamente è una cosa dove anche noi alza sempre anche il ritmo, il nostro livello anche. Ecco, voglio dire, Medici vengono a vincere qui a Rovigo, poi perdono la settimana successiva in maniera abbastanza evidente. Fiamme Oro ci battono a Roma e poi vanno a perdere a Viadana in maniera abbastanza, insomma, concreta. C'è questa cosa, quindi insomma che a Rovigo tutti vogliono fare la festa. Portiamo rogna? No, ma no, voglio dire, però da un lato è bello, dall'altro insomma, vabbè, insomma, ci hanno anche un po' stancato, ma è giusto così, il rugby è bello per questo. Allora, Gio, tu parlavi che col Valsugana non è stata poi una partita così semplice come si pensava fosse. Voi che c'era dall'altra parte Polla che aveva anche voglia di fare uno scherzetto, insomma mettere in difficoltà Rovigo, voi che comunque Valsugana anche con il Valo Reggio Emilia e con le Fiamme Oro, se non ricordo male, aveva ottenuto il punto di bonus, segnale che comunque sanno giocare con le squadre di livello. Sì, ovviamente come giocatore individuale non è ancora al livello di altri, però ho giocato molto bene insieme in difesa, placato a doppio placcaggi, veramente giocato bene in difesa loro, però noi abbiamo sbagliato anche tante cose e devo migliorare anche. Ecco, Stefano, ovviamente l'affluenza al plebiscito in questo derby non è stata al pari di quello classico con i tutteneri. Sì, questa è una costante che sto vedendo girando da 7 partite, girando un po' da Roma appunto a Rovigo, a Padova. C'è un po' un calo, a mio avviso, evidente di pubblico. Sicuramente l'appeal di Valsugana Rovigo non è l'appeal di Petrarca Rovigo, però io ritengo che la gente possa comunque tornare a vedere queste partite, perché effettivamente anche lo stesso Valsugana ha degli elementi che sono interessanti, si vedono delle belle cose. Sicuramente hanno, tornando all'atto sportivo, hanno messo in campo della grinta superiore, come dicevamo prima, alle aspettative, insomma, ecco. La concomitanza poi con il derby cosiddetto calvisano, che poi non è derby, comunque la partita di cartello Calvisano-Petrarca, sicuramente ha spostato un po'
anche un po' di gente su un altro campo che praticamente dista in linea d'aria magari 5-6 km, 10 quelli che sono, quindi Padova. L'appassionato di rugby è andato a vedere ovviamente Esatto, sì, quindi Calvisano. diciamo qualcuno forse dava anche per scontato un risultato eclatante da parte nostra, ma come dicevi tu, io ho visto la partita Fiamme Oro contro Valsugana fino alla fine del primo tempo, erano lì, se non gli danno se quella meta che fanno, che a mio avviso da fuori era un evidente avanti, ma comunque era in mezzi pali, e lì ha fatto lo spartiacque tra una partita che si poteva giocare anche per loro punto a punto, perché comunque sia non ci hanno regalato niente e non regaleranno credo niente a nessuno, a parte apro e chiudo parentesi, a parte la partita col Calvisano in casa loro, che quella è stata a mio avviso la peggiore, così da spettatore. Chiaro. Gio, allora è ovvio che magari l'aspettativa rossoblu era quella di portare a casa i 5 punti o essere magari più convincenti. Che tipo di autocritica è stata fatta in settimana? Cosa avete visto? Cosa è andato bene? Cosa non è andato bene? Sì, no, ovviamente c'è sempre positivi, c'è sempre negativi. Le cose di cambiare i negativi e portare i positivi avanti, ovviamente noi sta lavorando tanto, ovviamente quest'anno una squadra nuova, tanti giovani che sta giocando da Dio anche, devo dire, tutti i giovani nuovi. Noi devo crescere, sta provando a giocare anche un gioco nuovo quest'anno che è più per il pubblico, un rugby più bello, ovviamente sta lavorando tanto noi. Prendiamo partita per partita, questo weekend contro Calvisano una partita fisicamente molto duro come sempre, di andare a giocare lì ormai ultimo 6-7 anni è sempre difficilissimo lì, allora. Ecco, ovviamente dopo le 2 sconfitte, dopo la partita un po' in chiaroscuro col Valsugana, a livello insomma di tifosi, di movimento, c'è un po' di apprensione, c'è un po' di titubanza, non c'è una positività al 100%. Voi quanto la sentite questa cosa? Nel senso, voi siete concentrati su quello che dovete fare, sentite che magari forse anche il pubblico attualmente non è molto presente o vivete la vostra vita e tanto sapete che Rovigo è fatta così? No, con quelli che giocano abbastanza tanti anni qui sapevo già come le cose, ormai i tifosi sono sempre con noi fino alle fine, questo sapevo. Questo è sempre, speriamo di vedere questo weekend a Calvisano che ogni anno è venuto 2 pullman, c'è stato anche le volte 2 pullman, sai. Meglio 2 di 1, vediamo questo weekend. Tra l'altro Stefano, ultimamente proprio per scrupolo sono andato a vedere un po' di tabellini delle partite di 7, 8, 10 anni fa, ma il numero di persone presenti allo stadio non era molto diverso da quello che c'è adesso. Sui tabellini dovrei discutere una. No, tabellini di Rovigo. Di Rovigo, ok. Più, no, perché in assoluto. ti dico, plebiscito è grande, plebiscito è 6.000 posti, vado a memoria così, più o meno. Ecco, 5.000 da una parte e 5.000 dall'altra. Ecco, questo, ecco la Rovigo è grande. A volte, se guardo il tabellino di Rovigo, mi fido di te, vedo quello che c'è allo stadio e quindi ci sono e vedo. In certe partite non ho effettivamente notato una crescita di pubblico, cioè quest'anno sicuramente c'è un po' di sto alla finestra, guardo, vedo, come diceva Joe, loro stanno lentamente crescendo, devono masticare un nuovo credo di un nuovo allenatore, perché venivano da 2016 a ieri con il credo di Joe, quindi un certo tipo di gioco, oggi con giocatori nuovi rivoluzionato. Io ammetto di non capire molto, vedo, guardo, effettivamente sì, è bello da vedere, a volte non è magari troppo produttivo, parlando di. Però alla lunga, vedendo anche, ricordandoci di un Mogliano vecchio che ha vinto lo scudetto, ci ricordiamo che Casellato ha fatto giocare molto bene le sue squadre. Dopo sono sempre anche gli interpreti che
ovviamente danno il loro. E tornando sul discorso pubblico, noi ce la stiamo mettendo tutta, noi saremo con un pullman. Gio, mi dispiace, vorremmo darne con 2, però già uno mi sembra, Va bene, dai. mi sembra Meglio di niente. Verremo, faremo il nostro consueto terzo tempo. Siamo andati a Roma con 2 pulmini, ok? Stiamo cercando di dare il massimo supporto come abbiamo e come lui giustamente con tutti questi anni che ci ha visto ci vede sempre, frequentiamo i campi, cerchiamo, sì, dopo scappano le incavolature, ma ci sta, dopo alla fine a noi dispiace anche per loro a volte perché credo che sia anche stare 5, 10, 20 minuti davanti ai 5 metri e non riuscire a far meta per un giocatore a volte è avvilente. Certo. E anche ovviamente per il pubblico che guarda tu pensi ma come fai, come non fai? Ripeto, c'è una squadra avversaria davanti, ci sono motivazioni davanti che se no sarebbe una passeggiata per tutti. Certamente, quindi chiaro. Questa è la mia idea, insomma, ecco. Perfetto. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta in quel di Padova contro il Valsugana, poi rientriamo perché l'abbiamo già detto più volte, oggi domenica, quindi domenica non sabato, andiamo a Calvisano. Benvenuti allo stadio Plebiscito di Padova, giornata numero 7 del top 12 massimo campionato di rugby italiano, un derby anomalo, nuovo, ovvero Valsugana Rugby contro FMCZ Rugby Rovigo Delta. Buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio a tutti, ciao Andrea e buon rugby. A mantenere il pallone con una piccola unit va avanti, però c'è sempre un gran lavoro da parte dei difensori del... Questa è una buona cacciata di Dell'Antonio. Sì. Tra l'altro sia Cadorini sia Lubia non hanno più il caschetto, non so cosa voglia dire, lo capiremo nei prossimi minuti. Farà caldo in campo. Può essere questo, però no. Angelini allo scontro, subito a impegnare Luca Roden. Non si accende però il ritmo a parte di Rovigo, non c'è quel timing per mettere in difficoltà la difesa del Valsugana. Ancora qui con Giaccone che mette il proprio fisico dentro per Cicchinelli. Poteva poppare qua, non se l'è sentita. Sì, bravo, forse ha valutato che il buon compagno di squadra Brugnara era leggermente in avanti e ha evitato forse di creare la contesa del Piva per Dominguez, la meta di Piero Dominguez alla sua prima meta. Che Piva ha la qualità per giocare riciclo e si è fatto trovare stavolta presente, quindi ci sta. Per cui calcio di punizione, parte Roden sulle bandierine, 7-3 per il Valsugana, la squadra per il Rovigo. Subito l'ingaggio fra i 2 pacchetti, l'introduzione di Piva, pallone tra i piedi di Matteo Ferro, 8-9. Vediamo il taglio di Angelini, seconda linea d'attacco con Dominguez per Cioffi che trova uno spazio, scoppia l'ovale, ancora buona, però attenzione con Leo Mantelli che ha un sostegno esterno, arriva con Davido Diete. Che bel numero di Mantelli. La meta di Davido Diete qui a Padova allo stadio Plebiscito, bravissimo Leo Mantelli. Ai propri giocatori e Umberto Casellato a quelli rodigini. Mantelli nel frattempo la mette, per cui è un obiettivo palpabile. Qui Albertario l'ha presa, il drive che si sta assestando per il Valsugana, però c'è una buona difesa da parte di Rovigo che non dà spazio alla squadra di casa, che comunque comincia lo stesso ad avanzare. Vanno. La meta di Pivetta. È la meta di Pivetta in entrambi i ruoli. E Roden non sbaglia, 14-10 qui al Plebiscito. Niber con qualche difficoltà, parte immediatamente Vian, si deve togliere Swanepoel, però lascia giocare, per cui è tutto regolare per l'arbitro Angelucci. Piva, Chillone all'altezza per Denis Mestorovic, è buono il riciclo per Angelini e anche un'ottima pulizia del punto d'incontro, un interno per Edo Lubian che va a impegnare 2 giocatori del Valsu che poi appena possono si rialzano e vanno a creare la linea. Chillon, Odiete, Angelini, finta di aprire, prova ad andare lui, l'Aquilano. Ma esterno. Ancora Rovigo, pericoloso con Odiete, Alberto Chillon. Ben imbragato dai 2 giocatori del Valsu. Piva, la chiama fuori per Mantelli, ottima possibilità per Rovigo. Denis Mestorovic. È buona perché la tocca. Uno del Valsugana, ottimo lavoro di Ferro per la meta di Gianmarco Vian, per cui quando siamo al 25esimo della ripresa va. Arriva anche la conversione, l'ottima conversione, ha tra le mani un pallone importantissimo per la propria squadra.
La presa di Maso. L'organizzazione. Entrano anche 2 giocatori dei tre quarti a dare una mano ai compagni del Valsu che Sono stanno tre. andando, stanno andando, stanno È la andando. meta del vanno. Valsugana. Vediamo se Roden riesce anche a convertire il toccato Sì. della mischia. Sì, Così sì, è sì, sì. 21-17. E ancora Valsugana con Girardi che muove per Roden il calcetto. Odiete. Piva si immola realmente su questo calcio per evitare che Roden guadagnasse il vantaggio. Monberg calcia fuori, finisce qui il match. Finisce qui il match con la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Bentornati in studio Rugby House pre-Calvisano, domenica ore 15 al San Michele Pata Stadium, non ho mai capito come si chiama, però San Michele è sicuramente il nome ufficiale della struttura. Ci sarà un match che negli ultimi anni ha caratterizzato quella che è stata la nostra passione, ovale, quelle che sono state le finali, quelle che sono state le semifinali, insomma, di tutto, di più. Allora, Gio, come stiamo preparando questo match? Arriviamo da una settimana abbastanza burrascosa per 1000 motivi che non stiamo a ricordare. È ovvio, senza mettere pressione, che per dare un'iniezione di grande positività a tutto l'ambiente, vincere a Calvisano vorrebbe dire... Sì, no, sicuro. Noi ovviamente sta lavorando sui dettagli che è mancato a Valsugana. Come detto anche prima, noi prende settimana per settimana un lavoro per partita che è avanti. Studiato tanto, ovviamente il nostro allenatore è bravissimo a studiare, ha studiato tutto. Vediamo domenica, noi sono pronto per la battaglia lì. Tra l'altro Calvisano che ha perso già 3 partite in questo top 12. La sfida con il Petrarca di domenica scorsa è stata una sfida che in realtà forse i punti avrebbe dovuto vincere Calvisano, che però insomma è stata appannaggio del Petrarca grazie alla propria difesa. Avete visto i video, cosa avete individuato come, non dico game plan per carità, però quali sono le... Certo, come ogni partita Certo, vai a le studiare. strategie o le Certo, cose. certo. Cosa avete visto di particolare? Non si può dire perché c'è un po' di gente di Rovigo che gioca a Calvisano, che allena a Calvisano, per cui non possiamo buttare troppa roba. Stefano, tu parlavi di una corriera, no? Di un bus che va? Sì, abbiamo preparato il pullman, stiamo acquisendo altre adesioni, quindi dopo ovviamente saremmo seguiti, anche se dopo Rovigo si incazza, dopo Rovigo la sua squadra la va a seguire, quindi si incazza perché la ama, si incazza perché c'è passione. Abbiamo capito che insomma, sta rabbia. Certo. Ah, ok. Boh. No, metto enfasi. Certo, è tifoso. I tifosi a volte ci dicono che urliamo poco, urliamo tanto, ci proviamo a dargli la spinta, ci proviamo come ti dicevo, a dare la presenza non solo numerica ma anche con un sostegno di tifo come è nostra consuetudine. Ti dico, noi la vediamo dura da tifosi perché sappiamo che andare là è sempre stata una battaglia. Sappiamo che loro ci metteranno sicuramente il cuore, ci metteranno quello che hanno in campo, noi siamo sicuri che lo metteranno. Dopo, come dico sempre, le partite si giocano 15 contro 15, si giocano prima, durante, quindi loro l'avranno preparata bene, ma sicuramente dall'altra parte abbiamo gente preparata che potrà dire la sua, però è da giocare, come tutte le partite sono da giocare. Ecco, tra l'altro Stefano, adesso da presidente delle Poste, sta facendo proprio il PR, nel senso proprio le public relation, lui insomma gestisce la cosa in maniera diplomatica, però quando un giornale gli chiede ma tu cosa ne pensi Stefano? No, secondo me bisognerebbe far così, colà. Mi hai letto? Diventa esperto subito. È esperto anche lui. Non posso, giovane amico, dai, come tutti. Si legge tutto, insomma, Stefano, è così. Che vuol dire? Anche quella è una responsabilità, però, eh? No, ma sai che quale dopo puoi prendere parole da qualcuno, ma perché dopo ti chiamano, non dovevi, cioè, ma va bene, come dicevamo, bisogna dare positività, perché in fondo è un gioco, ok, che ci sono
ci sono interessi in mezzo, però io dico sempre, bisogna vivere con lo spirito giusto queste partite. Siamo fortunati, abbiamo una squadra, abbiamo diciamo un bel gruppo, a prescindere più o meno 10, 20, 30 unità in meno, 50 unità presenti sulla tribuna, però credo che alla fine, come parlavamo prima, il campionato è lungo, ce la godremo. Sono fiducioso che qualcosa di buono portiamo a casa anche quest'anno, perché è nel nostro DNA, è nella nostra storia, quindi i ragazzi, come dice Gio, hanno cambiato, sono cambiati molto, però quando li vedi qua diventano altre persone, quindi io sono fiducioso. Bene. Sì. Gio, Questo è. Gio, questa settimana la partita pre-Calvisano si assomiglia a altre partite, no? Che abbiamo giocato nella nostra storia. Sono delle partite che possono cambiare un campionato. Questa partita può cambiare il nostro campionato. Sì, no, ma uguale anche per loro, sai, come hai detto te prima, che anche loro non è iniziato bene il stagione, però sicuramente sì, questa partita come morale, come confidenza può cambiare tutto, sì. No, visto che non mi puoi dire quello che avete pensato giustamente, secondo te quali sono i punti forti del Calvisano che, tra virgolette, temete di più? Guarda, ovviamente come tutti gli anni un touch molto, molto forte loro, con ovviamente giocatori individuali che sono molto bravi lì. Poi fisicamente in difesa una squadra molto, molto, molto forte, molto pericoloso, perché ovviamente l'allenatore Brunello è già anche molto famoso per questo tipo di gioco. Sì, è come ultimi anni, non penso che cambi troppo in quel senso lì. Devo arrivare noi con mentalità giusta per battere. Ecco, Stefano, noi abbiamo parlato molto dei tifosi di Rovigo. Com'è il rapporto con i tifosi di Calvisano? Ma diciamo ormai cioè, si sentono forti, quindi diciamo la loro cioè come si rivolgono a noi. Agli inizi erano un po' molto calcio, filo calciofili, molto rudi, se vogliamo così. Quando sono in casa sicuramente fanno molto più casino, Certo. di noi. Questo glielo devo dare come input, però dopo ritengo che non ci siano accredini neanche con loro, ma in generale io in questi anni che vivo un po' di più dentro, un po' conosciamo anche più tifosi delle squadre avversarie, riceviamo apprezzamenti, cioè non abbiamo scontri, se vogliamo, dialettici, esatto, scontri dialettici, anche, vabbè, mi dispiace che dopo quella partita che qualcuno sia entrato in campo un po' fuori luogo, se vogliamo, ma Parli della semifinale. sì, esatto, quindi anche lì quella è stata un po' l'unica pecca, se vogliamo, da parte dei tifosi, però credo che a prescindere non abbiamo la cattiveria o diciamo vogliamo essere disfattisti contro gli altri tifosi, certo. Diciamo, abbiamo una sana goliardia a volte, ma sempre nei limiti e nei parametri di un rispetto, comunque sia, come insegna il rugby. Questo direi che abbiamo imparato tutti quanti. Certo. Dopo la mosca bianca o il ragazzo fuori dal coro c'è sempre ci sarà, però io ritengo che se voglio prendere tutti i tifosi siamo tutte persone corrette. Questo... Perfetto. Allora, Gio, che stagione è la tua qua a Rovigo? La settima? L'ottava? Già 9, 10, 9. 2009-2010 sei venuto qua, a gennaio. Sì, alla 8. Ma adesso faremo 10-11, 9-10. No, tu alla finale scudetto c'eri. Lascia stare. Gennaio 2011 potrebbe essere, tu arrivavi da Venezia, perché dopo sei venuto qua a gennaio 2011. Sì, perché è praticamente vero, perché l'anno di casellato che perdiamo col Venezia, la tiriamo fuori in settimana, tu giocavi col Venezia.
Era gennaio, mi ricordo. Era il 6 gennaio del 2010. Difatti avremo il San Donà a gennaio, Basta, brutta bestia. Noi abbiamo già dato. Noi abbiamo già consumato i bonus. Come è cambiato il modo di prepararsi prima di una partita? Cioè, la settimana che tu vivi prima del match, da quando avevi 22-23 anni, adesso che ne hai 5, 6, 7 in più, è cambiato il tuo modo di porti? Come individuale sì, o individuale? No, guarda, di essere un po' più intelligente anche di come si dice? Gestirsi? Sì, ascoltare anche un pochettino magari più il corpo, fai più staging, più lavoro specifico per diverse cose ovviamente. Tra l'altro tu sei uno praticamente dei giocatori con maggiore esperienza in questa squadra. Il tuo ruolo ovviamente è cambiato, nel senso che certo, sei cresciuto, per cui qual è quello che ti senti di dare ai tuoi compagni più giovani? Guarda, di continuare a lavorare alla fine, un voglia di crescere. Io ho visto tanto di quelli che è arrivato quest'anno, un grande voglia di crescere, un voglia di vincere. Angelini per esempio, un giovane veramente che ho visto tanto da lui, Rossi anche, Cioffi già l'anno scorso ho visto grandi cose. Mi spiace tanto per Modena, che anche lui è uno che ha lavorato tantissimo e sta lavorando ancora. Speriamo solo che lui riesca a entrare abbastanza presto per andare a Coppa del Mondo, magari per gli Under 20. No, come tanti altri anche canali, secondo me sta crescendo partita per partita. Continuare a lavorare, un voglia di crescere e di essere meglio. Ora, dopo questa voglia di lavorare con la possibilità di essere più bravi, migliori, andiamo nei campi del top 12 a sentire i rumors che arrivano dalle altre squadre. Fiamme Oro che tornano a giocare in casa dopo la sconfitta di Viadana. Obiettivo i 5 punti contro un Verona che si presenta alla caserma Gelsomini con una sola vittoria all'attivo dall'inizio della stagione. Difficile per i veneti trovare la vittoria in terra romana, fondamentale invece per la squadra di Guidi vincere con il bonus per mantenere le parti alte della classifica, visto che la sconfitta contro la squadra di Frati gli è costata ben 2 posizioni in classifica. Fiamme Oro con una formazione ancora difficile da decifrare, visto che ci sono ancora i test match internazionale, la possibile quindi presenza di permit player e quindi assenza per i cremisi. Di certo, a mio avviso, vedremo una squadra determinata a chiudere la partita fin nel primo tempo per non dover soffrire per tutti gli 80 minuti. Per la quarta giornata consecutiva il Valsugana Padova giocherà in casa. Se non è un record, poco ci manca. Una stranezza che non è certo frutto del calendario del top 12, bensì dell'inversione di campo chiesta 2 domeniche fa dal Calvisano e nell'ultimo turno da Rovigo. Il club di Altichiero, fanalino di coda, è riuscito a strappare 2 punti di bonus nelle ultime 3 partite, contro le Fiamme Oro il 28 ottobre e contro il Rossoblu domenica scorsa, ma deve ancora assaporare il gusto della vittoria in campionato. È probabile che i biancazzurri patavini dovranno aspettare ancora un po', perché domenica alle ore 15 allo stadio Plebiscito sarà di scena il Viadana, che nell'ultimo turno ha piegato le Fiamme Oro, conquistando anche il bonus offensivo. Un successo chiave per rilanciare il 15 allenato da Frati, che ha raggiunto in classifica Rovigo al 6° posto e si trova a 4 punti dalla zona playoff. Non sarà insomma il classico testa-coda, ma qualcosa di molto simile, perché le ambizioni dei 2 club sono sostanzialmente agli antipodi, oltre ai 16 punti di differenza in classifica. Di sicuro sarà una partita da guardare senza pregiudizi, visto quanto ha venduto cara la pelle il Valsugana in tutte le partite giocate al Plebiscito, anche se il pronostico pende nettamente dalla parte dei gialloneri mantovani. Arbitrerà l'incontro l'arbitro Vedovelli di Sondrio, assistito dai giudici di linea Angelucci di Livorno, e Spadoni di Padova, quarto uomo Giacomini di Treviso.
Il derby di alta classifica che nessuno si aspettava va in scena domenica pomeriggio al Quaggia, quando a tentare di spezzare la serie vincente in casa del sempre più convincente Mogliano, attuale terzo in classifica, ci sarà il Petrarca, campione d'Italia fin qui imbattuto. Il 15 di Cavinato e Costanzo, vera sorpresa di questo primo scorcio stagionale, sembra avere inserito un pilota automatico capace di muoversi con scioltezza su ogni terreno. Ultimo, in ordine di tempo, quello solitamente ostico della Lazio, dove la squadra ha invece imposto fin dall'inizio della partita il suo rugby, solido in fase di possesso, dinamico attorno al pacchetto, lucido nella regia neozelandese di un Jackman sempre più protagonista ed elettrico nelle gambe di alcuni talenti pieni di voglia di emergere nella linea arretrata come Scagnolari e Daré. C'è fiducia negli spogliatoi bianco-blu e la consapevolezza di star facendo molto di più di quanto fosse lecito attendersi dopo i ben noti problemi della passata stagione. I tanti volti nuovi arrivati in rosa, il cambio della guida tecnica, la rivoluzione societaria, tutto sembrava configurare un campionato di sofferenza in zona retrocessione ed invece la mano esperta di un tecnico come Cavinato, capace di calarsi perfettamente nella realtà di un club come quello di Via Colelli, ha plasmato un gruppo vero, ben calibrato tra i reparti e sempre in grado di annusare il mood della partita, adattandosi senza snaturarsi. Dotti importanti che domenica, di fronte ad un Petrarca che per portarsi a casa il match contro Calvisano ha dovuto impegnare energie fisiche e mentali non così facilmente recuperabili, dovranno essere espresse ai massimi livelli. Il percorso netto dei padovani è infatti il giusto riconoscimento alla continuità dei ragazzi di Marcato, che dopo lo scudetto dell'anno scorso stanno lavorando a testa bassa per confermare una leadership riconquistata dopo anni di latitanza. Lo staff dei tutti neri sa quanto dura possa essere affrontare un avversario carico, senza pressione e ben motivato come Mogliano. La conquista in chiusa, con i primi 5 uomini moglianesi finora sempre decisivi, va ad essere certamente una delle chiavi del match, ma in un derby così equilibrato conterà davvero un po' tutto, con la disciplina difensiva a giocare un ruolo decisivo visti i cecchini da entrambe le parti. Ultima parte di Rugby House pre-Calvisano, il bus che va a Calvisano c'è, l'autostrada pure, insomma la strada la conoscete, andate a supportare il più possibile i bersaglieri in questa sfida così importante in chiave, non si può nemmeno dire playoff, in chiave stagione, come dicevamo prima, sono delle partite che danno un cambio di ritmo, un salto di qualità e riescono poi a far vivere meglio tutto quello che è il proseguo di questo top 12. Allora, Gio, sai che quando noi presentiamo l'ospite della settimana poi i tifosi scrivono e Edoardo Casadio dice: questo Rovigo può realmente puntare ai playoff? Certo, come ogni anno Rovigo è una squadra molto particolare con voglia sempre di arrivare lì. Quello è un'unica cosa speciale di Rovigo secondo me. È una squadra bella, una bella squadra, sta lavorando come detto prima, di giocare un tipo di gioco diverso dagli altri e secondo me sta arrivando. Ecco, poi Riccardo scrive, in un futuro, ok, quando poi un giorno smetterai di giocare, ti vedi allenatore, ti piacerebbe intraprendere questa carriera? Non lo so ancora, questo intanto sta pensando solo di giocare, intanto e poi avanti vediamo. Ecco, sono giocatori che durante anche la carriera di giocatore proprio studiano, no? Tu non hai ancora fatto corsi di sto tipo, no? Intanto no, guarda, intanto sta facendo anche altre cose, però come detto Possiamo prima, saperlo? No. Okay. No, la prima cosa è sempre giocare a rugby, io sono ovviamente un giocatore di rugby Rovigo, è quello la prima cosa, sì. Tra l'altro non sei più un giocatore della rugby Rovigo, ma sei ormai di Rovigo. Più o meno sì. Insomma, sto posto è un po' magico, Gio. Uno viene Veramente. dal Sudafrica, poi viene qua e non si muove più da qua. Com'è Si sta stanno cosa? che i sudafricani quando arrivo qua rimane anche, non so. Mi spieghi sta cosa? Com'è Non secondo lo so, è difficile spiegare, no, prima cosa le gente, le persone qui a Rovigo sono tutti secondo me speciali, ovviamente diventato molto vicino a loro, puoi anche giocare per una squadra come tifosi come noi, una squadra dove rugby è tutto, sento molto come a casa ovviamente perché anche in Sudafrica è molto così. La campagna ce l'hai come in Sudafrica, voglio dire qua, no? Più o meno sì, più calda. Però. Ecco, fa un po' strano, no? Perché dici, siete tantissimi poi sudafricani, insomma, possiamo dirlo, ti sei sposato a settembre, no? Quindi non è una cosa, quindi insomma sei diventato proprio rodigino doc. Quest'estate mi hai confessato che sì, è vero, ti manca il Sudafrica, ma in fondo ti trovi anche molto bene qua, no? Molto bene qui, sì, intanto sono contento qui.
Bene, insomma, è sempre bello sentire queste cose, Stefano. È sempre positivo. Certo, È sempre positivo, e a noi fa piacere che diciamo, questo scambio di culture da Sudafrica a Veneto, quindi va benissimo. No, beh, noi come dice giustamente Joe, li trattiamo bene, sono nostri amici, li vogliamo sempre in forma, li vogliamo sempre sani, che giochino bene e tutto, però dopo anche nel loro percorso di vita ci fa piacere che trovino positività nell'ambiente, in questo ambiente. Effettivamente per noi il rugby è eccellenza intesa come è proprio diciamo lo sport principale, se vogliamo, della città, e quindi ci fa piacere che gente con altre culture, con altre imprinting, se vogliamo, rugbistico, perché effettivamente Sudafrica a livello di persone che giocano a rugby ad alto livello ne hanno tante, Ecco. e questo è positivo, diciamo. Gio, ti saresti mai aspettato quando a 18 anni sei andato a Venezia di restare tutti questi anni in Italia? Sì, no, per niente, ho pensato di un'esperienza magari di 2 o 3 anni, però alla fine, quando è arrivato il primo anno a Vigo, ho cambiato tutto. Sì, sì, Gli abbiamo tolto l'acqua. Sì, no. Venezia Non no, c'era più Rovigo acqua. sì. Ma come può essere una roba del genere? Tra l'altro poi diciamo che negli ultimi periodi c'è da dire che il Sudafrica a livello rugbistico, anche per il peso della moneta, voglio dire, c'è una certo aumento, no, dei giocatori che escono dal Sudafrica a giocare per ingaggi, per tutto il resto, come anche tanti poi giocatori isolani prendono il rugby come una buona scusa per viaggiare il mondo, per conoscere persone. Certo. Era un po' questo il tuo obiettivo? Sì, no, certo, all'inizio è proprio quello, di usato come un'esperienza di vedere un altro paese, di fare un po' di viaggi, alla fine è rimasto. Ecco, ti hanno fatto solo il viaggio d'andata e il ritorno te la... Ritorno no. No, però è interessante sapere questa cosa qua, perché alla fine per noi di Rovigo, insomma, il rugby sembra una cosa che nasce e muore qua, nel senso, abbiamo sempre detto che il tifoso della Rugby Rovigo è un tifoso della Rugby Rovigo, non un tifoso di rugby. Sì, anche se qualcuno va anche a vedere la Per nazionale. carità, qualcuno, non tantissimi, secondo me tra Valsugana Rovigo e Italia-Australia, quello di Rovigo va a vedere Valsugana Rovigo. Esatto. Secondo me è così. Può essere. No, che No. questo poi diventa anche un problema a lungo termine, nel senso che è talmente forte questa passione e questo legame che una persona dice io prendo il rugby come scusa per viaggiare, e dice ma come? Io alla Rugby Rovigo non ho nessuna intenzione di viaggiare, io sto bene qua, no? Esatto. Però è interessante questa cosa. E tra l'altro tu stai facendo un po' insomma stai aiutando, immagino, uno come Thor che è arrivato, sudafricano anche lui. Sì, no, Thor ho giocato 3 anni anche a Mogliano, lui ormai è abbastanza abituato di parlare in italiano, di fare la roba, allora poco con lui. Però c'è da dire che attorno a te o comunque al tuo entourage c'è tutto il nucleo di giocatori sudafricani della zona. Mi ricordo, insomma, vicino a te ho visto Stein, vi trovate, no? Fate una comunità, andate a giocare a golf insieme? Sì, no, è piccolo, è abbastanza piccolo, anni fa magari più grande, però ogni anno meno. Meno, però c'era questo Certo, senso. certo. Questo senso di appartenenza. Ora della fine, insomma, anche le pratiche e normalmente la condivisione culturale è importante. Stefano, allora, prima abbiamo fatto un po' la battuta sulle tue interviste sui quotidiani locali, insomma, il presidente del gruppo di tifosi di Rovigo ha un peso sociale, anche quello, per cui insomma si espone a dire le proprie. Diciamo che questa... Ma Casellato ti ha detto qualcosa? No, io ogni tanto gli mando dei messaggi per dire bella formazione o brutta formazione, così... Tu e lui? Sì. Non voglio sapere le sue risposte. No, o mi fa così col dito oppure non mi risponde proprio, quindi... No, vabbè, io Umberto l'ho conosciuto il primo anno che è arrivato a Rovigo, perché fatalità abitava anche dietro casa mia in un appartamento lì vicino.
Dopo, ok, l'ho visto negli altri campi, cioè noi delle Posse diciamo, ci vedono spesso, conosciamo molti allenatori e molti giocatori in giro per l'Italia. Sì, io provo a dire anche la mia sul lato tecnico, anche se effettivamente a volte non sono competente, ma è giusto che sia così, sono più tifoso che competente. No, quindi è più forte. Sì, dopo ti scappa, ti dici ma... Dopo il giornale ovviamente te vabbè, la prende subito. Perché dopo ti dicono giustamente, dimmi fuori intervista cosa la pensi, via dicendo, dico guarda no, io gli dico che voglio essere sempre positivo. Dopo sì, cavolo, perché gli cade sempre il pallone, oppure perché fa quel fallo sciocco, perché dopo ti dico sì, ti viene da incazzarti, però capisco che in campo si prendono botte, in campo si fa fatica, certo è la loro professione e indubbiamente sono pagati per questo, però credo anche che è uno sport faticoso. Io ho corso a piedi, ho provato a giocare al tocco insomma... E ti è bastato? Mi è bastato, sì. È faticoso, lo so che è faticoso. Giusto in chiusura di puntata, insomma, è innegabile che è stata un po' una settimana abbastanza burrascosa, insomma, qui a livello di società, dei cambiamenti. Parlavamo di una risposta che voi magari potreste dare e dovreste dare domenica a Calvisano per tutto l'ambiente. Quanto ha influito questa cosa nella vostra settimana? Guarda, intanto non tanto. Intanto non sta pensando solo alla partita e non le altre cose. In tutta onestà io neanche andato a vedere gli articoli ancora. Ho una partita grande questa settimana e dopo quella pensiamo un attimino. No, questo è anche un messaggio importante per tutti i tifosi, che uno dei punti che hanno sollevato è stato proprio il fatto della loro serenità prima di una... Sì, no, ho fiducia in loro, ho capito, noi devo fare il nostro lavoro e ovviamente il presidente Zambelli sta facendo il resto. Perfetto. Stefano, se ne è parlato parecchio questa settimana. Sì, gira di tutto e di più sui social, giornali. Purtroppo è un paio d'anni che viviamo questa situazione altalenante, una volta per un motivo, una volta per l'altro. A noi dispiace molto come tifosi. Noi la parte nostra la facciamo, speriamo che le intenzioni, che non sappiamo perché ci troviamo un attimino anche noi, uno dice una cosa, un altro dice un'altra, ci sono un po' di situazioni che sono un po' incomprensibili, ma ripeto, gli attori che stanno vivendo questa situazione, solo loro sanno la verità. Noi possiamo fare tante ipotesi, quello che mi conferma Joe, credo che loro giustamente fanno un'altra cosa, loro fanno i giocatori ed è giusto che entrano in campo, hanno un rettangolo di gioco e vadano a giocare a rugby. Il resto non dovrebbe influenzare la loro performance e via dicendo. Dopo sicuramente non puoi essere, sei umano, qualcosa gira, però ripeto, quando sei nella partita cambia tutto e poi ci vuole anche uno scontro al vertice per dimostrare che effettivamente io sono la Rugby Rovigo, sono il giocatore della Rugby Rovigo. Questo è quello che chiediamo un po' ai nostri giocatori. Quindi, che magari il focus venga spostato proprio sul campo da rugby. Sì, deve essere spostato, quindi io confido che loro spostino giustamente il loro focus, anche perché come ti dicevo prima, in campo si danno delle botte, è meglio darle che prenderle di solito, quindi certo. Questo qua è tutto. E dopo ti ripeto, noi vorremmo ancora la nostra sede. Vabbè, quello chiederò al comune. Lì è il discorso della sede, perché c'è sta riqualificando la tribuna ovest. I lavori dovrebbero essere a fine novembre. A fine novembre, lo sai tu, non lo so, certo. Almeno così dicevano per Natale solamente, dai. Ok, perché insomma ho un po' di tamburi da recuperare in giro. Sono ancora lenti. No, li abbiamo in giro e quindi a volte diventa
per caricare il pullman diventa un po', Certo. un po' impegnativo, però noi navighiamo bene anche su questa situazione, però cerchiamo sempre di cercare il meglio, insomma, ecco. Ecco, nel frattempo se qualcuno ha un garage libero, insomma, per il tamburo delle poste, ecco, datelo a disposizione. Siamo arrivati al termine della puntata di Rugby House. Domenica, scontro importantissimo per la Famiglia Z Rugby Rovereto Delta a Calvisano. Dobbiamo essere tutti numerosi, positivi e carichi a sostenere i nostri ragazzi, qui rappresentati da Giovanni. Ciao Giovanni. Grazie mille, grazie. Stefano, insomma, c'è ancora qualche posto? Ciao a tutti, ho ancora qualche posto, vi aspetto, partiamo alle ore 12 domenica e quindi cercheremo di arrivare puntuali per posare il nostro striscione e per poi essere partecipanti in questa diciamo, bella battaglia che sicuramente vogliamo che sia una bella battaglia. Perfetto, mi Ok. raccomando, il garage se l'avete, ditecelo. Buonanotte a Grazie tutti. anche il tuo.